Abbiamo bisogno di più giudici e di più personale. Io non dico che deve avere un occhio di riguardo per il tribunale della sua città, ma siamo veramente in difficoltà. L'appello dell'avvocato Tocchetto ha un unico destinatario, il guardasigilli Carlo Nordio, non perché abbia un occhio di riguardo verso la sua regione il Veneto e la sua provincia Treviso, ma perché dia quelle risposte che il mondo della giustizia attende. Ieri, durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario, il presidente della Corte d'Appello di Venezia, Carlo Citterio, ha parlato di lacrime versate per la situazione che sta vivendo la giustizia in Veneto, a partire dalla preoccupante carenza di personale, la terza più grave in Italia. Dai magistrati agli avvocati il quadro è il medesimo, una fotografia che deve fare i conti anche con una recrudescenza di alcuni reati come gli omicidi. Il tutto fa sì che la macchina della giustizia sia sempre più lenta, con il concreto rischio che molti processi possano andare in prescrizione. Mancano giudici, ma manca anche il personale amministrativo. La necessità di un'implementazione di quello che è l'organico amministrativo è assolutamente necessario. Oggi, come dicevo prima, il personale, sia in termini di amministrativi, sia in termini di personale penitenziario, è assolutamente necessario per restituire velocità e dignità a tutta la macchina della giustizia.